Salvo Iacono, Presidente del Consiglio Comunale a Porto Empedocle, un'azione incisiva, grazie a lei si sta andando avanti nella approvazione dei bilanci degli ultimi 5 anni, ecco l'iter, qual è la situazione? Ci aggiorni. Veramente grazie a me, ma grazie anche alla presenza dei consiglieri comunali che devo dire che stanno mostrando la massima maturità nel portare avanti il rientro al dissesto finanziario. Dopo 6 anni, circa quasi 7, dalla proclamazione del dissesto finanziario nel 2016, ci ritroviamo ad approvare ora tutto il rientro nella normalità. Cosa significa? Significa che noi approviamo il rendiconto dal 2016, tutti i rendiconti dal 2016 al 2019 e i programmi e i piani triennali dei lavori pubblici, per i lavori pubblici vanno collegati ai bilanci per gli stessi anni e i bilanci per tutti gli anni. Stiamo programmando e accelerando tutte le operazioni di consiglio e abbiamo già programmato le date che praticamente dovrebbe coincidere con ogni lunedì di ogni settimana per programmare in 5 sedute l'approvazione di tutti i bilanci. 2 giorni fa abbiamo fatto il consiglio comunale, abbiamo approvato il rendiconto 2016 e il bilancio 2017. È chiaro che il giorno 21 andremo con il rendiconto 2018 e con il bilancio triennale 19-21, ma è chiaro che occorre che le carte arrivino, quindi necessita per arrivare in consiglio il 21, che noi comunque voteremo, per rispettare i tempi, in maniera tale da accelerare anche i revisori dei conti, che sono quelli che devono manifestare i pareri per la legittimità degli atti, correlati all'approvazione del Ministero per quanto riguarda il dissesto finanziario. Stiamo lavorando allargamente, anche l'amministrazione e io nel Consiglio abbiamo invitato l'amministrazione a seguire giornalmente tutte le operazioni legate a portare i bilanci e le delibere in Consiglio. Quindi il prossimo Consiglio sarà il 21 e passeremo alla fase successiva, quindi sono collegati un rendiconto di un anno e il triennale successivo. Quindi abbiamo fatto 16, 17, 19 di bilancio e 16 il rendiconto. Ora arriverà il rendiconto 17, il bilancio 19, eccetera, così via, sino a chiudere con il rendiconto 19 e il bilancio 20-22. Poi andremo a allacciarci col bilancio 22. Io con il lunedì sto cercando di programmare a arrivare prima di Pasqua a questa grande possibilità. Ringrazio sempre i consiglieri, la loro presenza. Eravamo pochi l'altro giorno, ma ci sono stati dei casi di Covid e quindi non va colpevolizzato nessun consigliere comunale. Io sono organo di controllo e legittimità, ma tutela dei consiglieri, qualunque colore politico abbiano. Presidente, le faccio un'altra domanda. Si continua a parlare di rigassificatore, l'input da parte del governo centrale in questo grave momento di crisi. Come sarà la vostra posizione e la sua anche dalla parte politica? Allora, guardi, dalla parte politica e culturale personale io sono sempre stato contrario a un'attività del genere. Oggi le condizioni mondiali che non le potrà determinare né il Consiglio Comunale, né il Sindaco di Porto Empedocle, né il Presidente della Regione, né il Presidente della Repubblica. C'è una guerra in atto. Ora, ieri sera ho visto un programma dove praticamente spiegavano che per produrre il rigassificatore oggi, per dare energia, ci vogliono 4 anni. Per fare una centrale nucleare, il primo kilowatt ci vogliono 14 anni. A questo punto, se il nucleare l'abbiamo ai confini dell'Italia, anche il nucleare va reinvestito per il futuro dei nostri figli, perché a benzina è giunta a 2,60 € e la luce, le bollette alla luce non si sa più come si potranno pagare, gli impiegati sono diventati nuovi poveri, gli ultra poveri e il resto, quindi occorre che lo Stato si metta in testa che vari investimenti vanno visti, ma quando praticamente un rigassificatore ti distruggerà la fauna e abbassa di 10 gradi la temperatura dell'acqua, e perché non si è fatto prima? Perché non c'era un interesse internazionale a farlo? Perché poi mancano le condotte e oggi c'è fare un rigassificatore per riportare poi con le navi lo stesso gas. Quindi è proiettato sino a quando finirà la guerra, a questo punto si può nucleare, un impianto nucleare e cambiamo felici. Io ho votato contro il nucleare, sono stato il primo voto che ho dato nella mia vita 40 anni fa per il referendum. E purtroppo allora c'era questa mentalità, c'era questo. Oggi ci ritroviamo una colpa per aver votato contro il nucleare.